L'autorità di sistema è figlia di una riforma che come prima cosa ha ridotto il numero di autorità portuali che avevamo in Italia, individuando in alcune strategiche, tra le più strategiche, forse la più strategica, è quella di Genova-Savona. Nel fare questo la riforma ha anche semplificato notevolmente la governance dell'autorità di sistema portuale, che oggi funziona in modo più spedito ed efficiente rispetto a prima, e ha posto correttamente il tema della posizione strategica non solo con riferimento alla portualità, ma nel concetto più ampio di logistica delle autorità portuali italiane. Rispetto al quadro internazionale che si è visto oggi qui a Genova, come si pone la nuova autorità? Che cosa farà nei prossimi mesi? Questo è stato, il primo evento internazionale in cui noi avevamo numerosi coordinatori dei corridoi europei e abbiamo ritenuto utile fare questo incontro perché a un anno circa dall'avvio dell'autorità volevamo illustrare che cosa abbiamo fatto come sistema portuale Genova-Savona rispetto a quello che ci hanno chiesto in Europa nell'ambito del corridoio Reno-Alpi, che è il corridoio che interessa il sistema portuale. Credo che siano rimasti abbastanza soddisfatti e colpiti dall'aver visto che l'autorità di sistema portuale innanzitutto è pienamente operativa e che su tutti i fronti sollevati, accessibilità marittima con la diga, accessibilità ferroviaria col terzo valico e tratte d'adduzione, accessibilità aeroportuale con la stazione ferroviaria di Erzelli e la cabinovia dall'aeroporto alla stazione e accessibilità autostradale con la Gronda, i segnali e i concreti passi per migliorare sensibilmente la competitività di questo sistema portuale siano una realtà. Una parola sulla comunicazione dell'autority? Ci abbiamo lavorato abbastanza, penso che oggi il sito sia un po' il biglietto da visita di un'istituzione, no? Di un'associazione, alle volte anche di una persona fisica. Lo abbiamo reso un po' più moderno, adesso lo testeremo, lo miglioreremo anche con i consigli che ci arriveranno dall'utenza. Per noi è importante unire la funzionalità anche per tutti i servizi che deve avere il sito con una comunicazione più efficace, più moderna di quello che siamo e facciamo.